Una buona giornata, bentrovati dalla redazione di TG7 Nord-Est, che naturalmente produce anche 7 in punto. Questa mattina ci occupiamo di Europa, cerchiamo anche di darvi qualche informazione perché sono molte le opportunità che proprio l'Europa è in grado di dare anche all'Italia. Forse l'Italia non le sfrutta appieno e noi lo facciamo con l'aiuto di Filippo Mazzariol, che vi presento subito. Buongiorno. Buongiorno. Responsabile di APRE del Veneto. Adesso lei ci spiega che cos'è APRE. Sì, grazie. Dunque, sostanzialmente APRE è l'Agenzia per la promozione della ricerca europea, è un'agenzia fondata dal MIUR nel 1990 a livello nazionale e sostanzialmente ha stretto degli accordi di collaborazione a livello territoriale con varie realtà del territorio. Per il Veneto si tratta di Unioncamere del Veneto, che ospita lo sportello APRE. Lo sportello APRE, possiamo definirlo anche Eurosportello per essere più, magari è meno tecnico. Diciamo l'Eurosportello, come dire, pur coincidendo per vari versi anche con lo sportello APRE, ha una differenza, cioè l'Eurosportello è sostanzialmente il Dipartimento di Politiche Comunitarie di Unioncamere del Veneto, che ha lo scopo appunto di aiutare le imprese e i centri di ricerca per tutto ciò che è Europa, no? E quindi fa parte anche della rete Europa Enterprise Europe Network. APRE invece è focalizzato prevalentemente sui progetti di innovazione, quindi aiutare le imprese ad aderire ai bandi di ricerca e di innovazione a livello nazionale. Ma APRE è diciamo più giovane in qualche modo rispetto a Eurosportello? Ma in realtà sono nati entrambi nello stesso periodo, perché come dire, gli Eurosportelli, che inizialmente si chiamavano Euroinfo Center, quindi un'organizzazione voluta dalla Commissione Europea per aiutare il territorio, quindi fare da link tra il livello territoriale e quello europeo, sono nati sostanzialmente all'inizio degli anni 90. Eurosportello Veneto è nato nel 91, così come diciamo lo sportello APRE sostanzialmente. Ecco, in 20 anni, anzi più di 20 anni insomma ormai, in cui cioè, che lavoro è stato fatto? Naturalmente noi cerchiamo di riassumerlo, non possiamo parlare di 20 anni di vostro lavoro, anche perché insomma immagino che lei non ci sia da 20 anni. Ecco, però, e soprattutto com'è cambiato e quali sono magari le richieste, quelle attuali, insomma, di chi arriva da noi, imprenditori piuttosto che diciamo realtà. Che sì, cioè chiaramente inizialmente la missione principale era quella di aiutare prevalentemente le imprese, ecco, del territorio, cosa che chiaramente si continua a fare, anzi è proprio la missione insomma, del sistema camerale che ospita sia l'Eurosportello che APRE Veneto. Con il tempo chiaramente divenendo più complessa anche così la società e le richieste che provengono dal tessuto produttivo, abbiamo accolto anche richieste da parte di centri di ricerca, di enti, anche enti locali, enti pubblici, di associazioni sia di categoria che associazioni private, organizzazioni non governative, università, fino al semplice cittadino, quindi anche il semplice diciamo stagista che magari viene in ufficio a chiederci così delle informazioni, quindi ecco, sì, un po' tutti. Ecco. Un po', ecco, ma rispetto, voglio dire, all'Europa, no? Che sembra, voglio dire, l'origine attuale anche di tutti i mali, come si pongono gli italiani, in questo caso magari i veneti o comunque insomma chi vive e lavora in Veneto? Non siamo ancora, mi viene da dire, poco in grado di capire le opportunità che ci vengono offerte? Ma diciamo parzialmente è vero, nel senso che come dire, nonostante la grande opera di divulgazione, come mi viene da dire, che abbiamo fatto in questi appunto 20 anni, o oltre 20 anni, insomma, nel caso di Eurosportello e di APRE Veneto, resta ancora molto da fare chiaramente, perché nonostante i vari mezzi di informazione, no, quindi tutti i social media che ci sono, anche, non dimentichiamo insomma, la cara vecchia TV naturalmente, ma insomma, oppure anche tramite l'utilizzo di strumenti più tradizionali come può essere appunto un seminario, un workshop, dei corsi di formazione, è chiaro che abbiamo disseminato così un po' le opportunità che offre l'Unione Europea a una vasta platea, ma questo non basta, come vediamo. Ad ogni evento che organizziamo c'è sempre maggiore richiesta. Quello che forse è cambiato è
come dire, se vogliamo, tra virgolette, l'approccio che sia le imprese sia, diciamo, più in generale i cittadini hanno verso le opportunità dell'Unione Europea. Per cui, ecco, io noto proprio una discriminante netta. Quindi, da un lato c'è chi, come dire, appunto, magari ha una posizione anche critica nei confronti di alcuni aspetti dell'Europa, però allo stesso tempo magari ne cerca i benefici, quindi per esempio i finanziamenti a livello comunitario. Infatti questa è una delle richieste che ci vengono fatte di più. Insomma, però è una cosa di cui insomma, i cittadini, che siano imprenditori o comunque insomma, cittadini semplicemente si sono accorti più in quest'ultimo periodo. Per esempio anche Renzi, anche il Premier Renzi ha sempre un po' in bocca l'Europa, no? Insomma, una delle cose su cui spinge è dobbiamo sfruttare di più anche i finanziamenti. Sì. Tra l'altro insomma ci sarà anche il semestre europeo e il semestre italiano per riguarda europea, certo. Qualcosa. Ma sì, diciamo allora che ecco, si dicono molte cose insomma sull'Europa. Ecco, diciamo che la verità è che la gran parte dei finanziamenti comunitari sono finanziamenti a gestione diretta, quindi si vincono, diciamo, si portano a casa tramite bando. Quindi o le nostre imprese, o i nostri centri di ricerca, o le nostre associazioni, o le nostre università sono brave a scrivere progetti in inglese, trovando partenariati internazionali, e in questo noi di Eurosportella, Union Camere e APRE possiamo aiutare, oppure chiaramente è difficile anche ottenere dei finanziamenti, però questo non sta tanto a livello, direi, politico-amministrativo, sta proprio a livello, diciamo, del tessuto produttivo, che noi chiaramente come agenzia di supporto alle imprese possiamo aiutare a far crescere. Altro è invece quello che riguarda i fondi, diciamo, a gestione, chiamiamoli decentrata e indiretta, quindi quelli che sono chiamati comunemente fondi strutturali e che sostanzialmente... Quindi quelli che l'Europa dà all'Italia, sì, alle regioni, esatto, piuttosto che... allo Stato membro, che poi di fatto insomma, vengono gestiti per la gran parte dal livello regionale, come un po' in tutta Europa. E allora lì sì, chiaramente possono entrare anche, diciamo, delle decisioni anche di tipo politico-amministrativo, insomma, quindi di policies, direi. Ma sono questi diciamo, i fondi a cui l'Italia, diciamo che l'Italia utilizza poco, sono quelli strutturali? Ma diciamo è questa fetta che però, diciamo, per quanto riguarda così, il totale generale dei finanziamenti che l'Italia può ottenere rispetto a quanto dà, sono davvero una parte molto piccola, quindi adesso è difficile anche quantificare, ma insomma, sicuramente non è più del 15%, ecco, direi, insomma. Per cui in parte la critica l'Italia non porta a casa, o il Veneto non porta a casa abbastanza soldi, come dire, è fondata solo parzialmente, insomma, perché se ne può parlare solo per quanto riguarda quei 450 milioni che di fatto è in dotazione, nel nostro caso la regione Veneto, che peraltro, almeno dai conti che ho visto, è stata abbastanza virtuosa, insomma, tant'è vero che la Commissione ne darà presumibilmente 520 nella prossima programmazione 2014-2020. Quindi speriamo che sia altrettanto virtuosa. Speriamo. La prossima programmazione scatta? Quest'anno, anzi è già partita dal 1° gennaio e appunto durerà fino al 2020, quindi sì, la Commissione ha un budget, diciamo, settennale sostanzialmente, per cui ogni 7 anni rivede tutti i programmi, tutti gli strumenti di finanziamento. Che cosa potrà portare il semestre di presidenza italiana secondo lei, insomma, a livello anche magari più pratico che politico, insomma, perché noi non siamo più a parlare tanto di politica? Allora, sostanzialmente, dunque, ecco, io chiaramente mi occupo prevalentemente di innovazione. Di ricerca, quindi ecco, quello di cui posso parlare è un po' questo, ecco. Allora, sicuramente grazie al nuovo programma comunitario Horizon 2020 ci saranno molte opportunità anche per le imprese del nostro territorio, questo sicuramente. Tant'è vero che appunto anche noi ci siamo attrezzati anche con dei gruppi di lavoro in questo senso per far incontrare imprese e centri di ricerca. A livello più generale, ecco,
questa è una considerazione che posso fare così anche a livello personale. Ma diciamo che dato che storicamente il motore dell'Unione Europea è sempre stato il binomio Francia-Germania, in questo momento vediamo che dal punto di vista politico la Francia insomma, è un paese azzoppato, un po' in bilico. Non lo dico io, insomma, lo dicono tutti i commentatori politici, un po' in bilico. Quindi è chiaro che anche questo è vero storicamente, molto spesso l'Italia si è sostituita come, chiamiamolo, motorino di riserva quando diciamo, il duo Germania-Francia non funziona. Questo è accaduto anche per esempio. Quindi questo potrebbe essere un momento storico di questo tipo? Potrebbe essere un momento positivo, sì, perché altri grossi paesi fondatori dell'Unione Europea in questo momento appunto o hanno delle difficoltà di ordine così politico oppure così, ci sono dei fattori di crisi economica per cui diciamo anche la voce dell'Italia, anche delle regioni più produttive come può essere il Veneto, spero non saranno più ascoltate. Sicuramente il sistema camerale farà la sua parte, insomma, ecco. Ecco, che cosa fate voi proprio, diciamo, tecnicamente e spiegandolo anche semplicemente a chi ci sta ascoltando? Cioè, un imprenditore, un'azienda o un'altra realtà, insomma, viene da voi e magari inizialmente viene semplicemente per avere delle informazioni, ma se ha già un'idea, voi a quel punto che cosa fate? Sì, dunque, in 3 parole diamo informazione, formazione e assistenza, quindi informazione la stiamo dando anche adesso, insomma, tramite tutti gli strumenti possibili e immaginabili, quindi risposte a quesiti, corsi di formazione, anche in accordo con alcuni ordini professionali per dare i crediti formativi, seminari, appunto organizzazione di vari eventi. Quindi informazione e formazione, teniamo anche dei corsi di formazione, per esempio corsi di aeroprogettazione o di aeroformazione, quindi spieghiamo tutto ciò che Europa, sia a livello generale che anche specifico, cioè quanto per esempio impattano certe normative sull'impresa, non so, normative sull'ecodesign, normative sull'energia, no? L'etichetta energetica per esempio degli edifici o quant'altro, e poi la parte di assistenza che sicuramente è andata crescendo e oggi ha assunto un aspetto rilevante nella nostra attività. Quindi arriva l'imprenditore, no? Quindi in ufficio da noi, oppure a volte andiamo anche noi da loro, ecco. E oltre ad aiutarlo a identificare delle opportunità di finanziamento a livello comunitario o anche regionale, aiutiamo a ricercare partner, lo aiutiamo anche a compilare una prima stesura, ecco, del progetto che poi andrà presentato. Quindi una volta approvato diamo anche un aiuto anche nella fase di negoziazione, per esempio con l'autorità finanziatrice, che può essere la Commissione Europea, piuttosto che la Regione, piuttosto che altre entità. Chiaramente non vogliamo sostituirci ai consulenti privati, anche perché non è la nostra missione, però ecco, diamo tutta una serie di servizi, direi a tutto tondo, ecco, mi verrebbe da dire, per cui veramente l'imprenditore che viene da noi ha le porte aperte, e d'altronde insomma abbiamo anche notevoli testimonianze in questo senso. Ecco, ma poi quanti di questi, diciamo, di questi approcci magari ai finanziamenti si realizzano? O voi siete in grado già di capire, insomma, quando si può incanalare un'idea piuttosto che un progetto rispetto a un bando, quando proprio, diciamo, non ce n'è? Sì, beh, diciamo, ecco, un po' l'abilità nostra, ecco, così un po' della nostra squadra, è anche quella di cercare chiaramente di indirizzare l'imprenditore o comunque il richiedente verso lo strumento più idoneo. Quindi chiaramente a fronte di una discussione, cioè un colloquio oppure della presentazione di una mail, quindi un piccolo estratto dell'idea progetto, siamo in grado di dire guarda, secondo noi è meglio puntare su un finanziamento di tipo, diciamo, locale, quindi una cosa più piccolina, piuttosto che un finanziamento di tipo magari comunitario, perché richiede un certo grado così di applicazione, così un progetto un po' più di ampio respiro. Riesci a farci degli esempi, così lo capiamo ancora meglio, anche, voglio dire, senza fare magari necessariamente i nomi,
di queste due ipotesi e magari Sì. di un accompagnamento fino a un incontro anche con dei partner europei, insomma qualcosa che le viene in mente? Certamente, ma per esempio ecco, di recente nell'ambito dei gruppi di lavoro che abbiamo organizzato come Apre Veneto sono emerse veramente moltissime idee e da parte delle imprese e anche da parte, devo dire, anche dei nostri centri di ricerca e università. Per esempio una carina che mi viene in mente riguarda una giovane start-up, quindi sono tutti ragazzi molto, molto giovani che hanno fatto esperienza in vari posti anche all'estero. Quando diciamo molto giovani intendiamo under 25, 30, under 30, sì, ok. sì, sì. Che hanno messo su un'aziendina che sostanzialmente costruisce degli apparecchi per la dissalazione dell'acqua di mare che funzionano ad energia solare e hanno un sacco di commesse soprattutto a livello di paesi, diciamo, del Golfo Persico, quindi arabici. E li abbiamo messi in contatto con dei docenti, anche dei ricercatori, o meglio di giovani ricercatori, devo dire, perché poi c'è anche un fatto generazionale dell'Università anche di Padova, e stanno sviluppando un progetto appunto nell'ambito del programma Horizon per come dire, potenziare questo schema di apparato, ecco, che riesce a dissalare l'acqua in modo che sia possibile sia miniaturizzarlo, quindi farne uno strumento, diciamo, portatile, sia farne un impianto di tipo industriale. Quindi riuscire a creare uno schema che vada bene per qualsiasi dimensione. Ecco, per esempio questo è un tipo di progetto che adesso viene presentato in questi giorni e speriamo, insomma, abbia successo, ma posso farne anche molti altri. Alcuni riguardano per esempio nuovi processi produttivi, quindi non so, riciclo di materie prime dismesse per, non lo so, per fare per esempio nuove tipologie di pavimentazioni stradali o l'utilizzo di alghe per la cosmesi o non lo so, per esempio ecco, domani per esempio in ufficio ho un'azienda che viene opera nel settore degli ultraleggeri, quindi dell'aeronautica, quindi vuol fare una sorta di ultraleggero elettrico per tutti, quindi insomma delle più svariate tipologie. Ma quando ci sono idee di questo tipo, quindi idee innovative, la ricerca, diciamo, del partner in cosa consiste? In qualcuno che possa, non so, anche magari commercializzare in altri paesi questa idea, piuttosto che... Ma dipende dall'esigenza sempre dell'azienda e da quello anche che richiede lo strumento di finanziamento. Per esempio il programma Horizon finanzia la ricerca e l'innovazione, quindi chiaramente accanto all'azienda innovativa sarà necessario trovare almeno altri 2 partner a livello europeo o aziende o centri di ricerca che accompagnino l'azienda nello sviluppo della sua idea innovativa, perché si tratta di progetti di tipo collaborativo. Poi ci sono anche degli schemi, diciamo, che prevedono, come per esempio lo strumento per le PMI, quindi lo SME Instrument, prevedono che l'azienda possa andare anche da sola in Europa, quindi viene finanziato un business plan, sostanzialmente un piano di sviluppo nella fase 1, nella fase 2 viene finanziata l'implementazione del progetto vero e proprio. Quindi la ricerca partner è in sostanza che noi aiutiamo a fare tramite anche la nostra rete Enterprise Europe Network, sostanzialmente vuole aiutare l'azienda a, come dire, a riempire quelle fasi di sviluppo del progetto che l'azienda stessa magari non è in grado o non vuole fare, insomma, per tutta una serie di motivi. Questo insomma, aiuta un po' anche l'idea di far rete, no? Certo. Gli italiani sono così poco abituati a far rete e farlo a livello europeo, forse insomma, è un po' il gap da colmare. Sì, no, infatti io devo dire che una delle cose così più interessanti, anche, devo dire, anche a livello personale, ecco, del nostro lavoro è il fatto di entrare in contatto con realtà prevalentemente europee, ma a volte anche extraeuropee, così provenienti un po' da tutti i 28 Stati membri, quindi molto diverse. E questo grazie alla nostra affiliazione a Enterprise Europe Network, che è sostanzialmente una rete di soggetti controllati, cioè, valutati dalla Commissione europea, che hanno 600 uffici un po' in tutto il mondo. Ecco. Si fermi, pubblicità, torniamo subito.
Rieccoci in studio, continuiamo a parlare anche delle opportunità dell'Europa con Filippo Marzariol, che è responsabile di Apre Veneto. Abbiamo capito insomma che è come si può definire, un'emanazione dell'ente camerale? È uno sportello ospitato presso l'Unione delle Camere di Commercio del Veneto. Ecco, gli enti camerali sono enti importanti perché hanno proprio questa funzione di accompagnamento e di sostegno, no? Certo. Delle aziende. C'è già stata una riforma, insomma, non molto tempo fa, però insomma siete un po', come possiamo dire, nell'occhio del ciclone del mirino. Che cosa sta succedendo? Ma allora, sì, come dici giustamente, diciamo nel 2010 è già stata fatta l'ennesima riforma del sistema camerale. Tra l'altro il sistema camerale nel 2010, dopo la riforma del 93, perché ce n'era stata una appunto molto grossa nel 93, ma nel 2010 sono state date delle competenze molto importanti al sistema camerale, tra cui l'obbligatorietà delle azioni, che tra l'altro è di derivazione comunitaria oltre che nazionale, per quanto riguarda la divulgazione e l'accompagnamento per le imprese in tema di innovazione e ricerca, oltre a tantissime altre attività che fanno le Camere. Ecco, perché poi spesso quello che molto spesso così emerge, ecco, dalla vulgata popolare è che così la Camera di Commercio è il posto dove c'è solo la visura camerale, no? In realtà poi c'è tutta una serie di servizi, per esempio quelli che riguardano anche così, il rilascio della certificazione DOC, GP, c'è la lotta alla contraffazione, c'è la regolazione del mercato, ci sono i pesi e le misure, ci sono gli uffici brevetti, cioè poi ci sono le informazioni per quanto riguarda appunto i finanziamenti comunitari, di cui Eurosportello è un'eccellenza a livello comunitario. Cosa sta succedendo? Per rispondere alla tua domanda. Ma chiaramente, ecco, a livello governativo c'è insomma, a quanto pare l'intenzione appunto di riformare la pubblica amministrazione. Ma si è capito in che senso? Ma allora, diciamo, è un argomento vasto. Molto vasto, sì, insomma, il punto 29, no, del decalogo, anzi di 44 punti, ecco, del governo, ma sostanzialmente ecco, non so cosa verrà fatto a livello di altre entità della pubblica amministrazione, posso parlare di quello che sta avvenendo a livello così un po' camerale, ma diciamo, l'intenzione è quella sicuramente di fare delle riforme che peraltro già il sistema camerale ha fatto, quindi anzi ha già proposto, sta proponendo delle autoriforme. Il punto importante è, come si dice, cercare di non buttare via il bambino con l'acqua sporca, come dico io, cioè è vero che così ulteriori affinamenti per quanto riguarda ecco, l'efficienza anche del sistema camerale è importante così portarle avanti. Non dimentichiamo però che molti dei servizi che oggi sono sostanzialmente gratuiti per le 460.000 imprese del Veneto, parlo per il Veneto, o per le centinaia di centri di ricerca o associazioni, un domani, qualora dovesse venire meno per esempio il contributo camerale, che ricordiamo il 98% delle imprese paga in ragione di circa 200 euro all'anno, quindi insomma mi pare una cifra del tutto ragionevole. Ecco, dicevo, qualora venisse meno è chiaro che una serie di servizi dovrebbe venire erogata così a prezzi di mercato, insomma, ecco, personalmente ho dei dubbi sul fatto che questo possa portare dei vantaggi alle imprese. Secondo punto, la neutralità, se volete, della pubblica amministrazione, per cui il sistema camerale comunque ha sempre portato avanti una serie di tematiche in maniera neutra rispetto sia diciamo, a varie lobby che sono presenti sul territorio, sia al mondo del privato o anche del pubblico in senso stretto, perché ricordiamoci che poi le Camere pesano zero sul bilancio dello Stato, sono autonomie funzionali, cioè lo Stato non elargisce alcun trasferimento al sistema camerale, sono direttamente pagate dalle imprese, tra l'altro soldi che restano sul territorio. Il mio auspicio è che con la riforma non ci sia una ricentralizzazione del tutto, quindi una perdita di efficienza
e anche una perdita, diciamo, del principio di neutralità che dovrebbe informare la pubblica amministrazione. Peraltro il sistema camerale è molto complesso, non ci sono solo le Camere, ci sono aziende partecipate. Noi stessi come Unione Regionale siamo un ente, diciamo, di diritto privato, anche se abbiamo soci pubblici e ci autofinanziamo per oltre l'85%. Quindi insomma lei dice sostanzialmente, immagino parlando insomma noi anche di altri dipendenti, insomma, o di chi lavora lì, che attenzione, insomma, che quello che funziona preserviamolo sostanzialmente. Si può migliorare perché insomma, come si dicevano, sacchi di inefficienza ci sono, come del resto insomma esistono un po' dovunque. Tant'è vero che a proposito di invece efficienza, voi avete anche vinto un premio. Certo, grazie per ricordarmelo, anche perché è fresco fresco. E proprio mercoledì scorso appunto ero a Roma in qualità di sportello, di rappresentante, ecco, di responsabile dello sportello Apre, e con mia, devo dire, grande sorpresa, quindi non per piaggeria ma veramente non me l'aspettavo, lo sportello Apre Veneto ha vinto il primo e unico premio annuale per la qualità nell'erogazione di servizi di formazione, informazione e assistenza alle imprese per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione. È una semplice targa, quindi non ci sono premi, diciamo, in denaro, insomma è solo gloria, ecco, se volete, però ecco, è una testimonianza bella, decisa da un comitato scientifico di cui fanno parte anche dei rappresentanti del MIUR, oltre che dell'agenzia stessa, e per la prima volta è stato fatto anche un sondaggio, no? Adesso vanno molti sondaggi online così, no? Di gradimento, di gradimento, di feedback. Peraltro noi ad ogni evento o servizio che eroghiamo accompagniamo proprio anche un customer satisfaction, no? Come si dice, quindi un modulino per il gradimento del servizio erogato. No, dicevo che per la prima volta accanto al giudizio, chiamiamolo dall'alto, no? Quindi quello un po' scientifico, è stato accompagnato anche il giudizio dal basso, quindi dei soggetti soci che hanno usufruito dei nostri servizi con dei sondaggi, no, si chiamano in inglese mi pare mystery survey, quindi dei sondaggi a sorpresa, un po' a nostra insaputa, che insomma hanno dato un voto ponderato, e la cosa ci fa ancora più piacere. Senza bisogno di exit poll senza exit poll. Poi gli exit poll, insomma, per quello che valgono, abbiamo visto anche... Esatto, e poi tra l'altro appunto volevo ricordare che non siamo solo soggetti alla valutazione, diciamo, dell'APRE nazionale, ma anche della Commissione europea, perché come rappresentanti di Enterprise Europe Network ogni 6 mesi dobbiamo produrre dei rapporti sia di tipo tecnico, diciamo, sulla qualità dei servizi erogati con indicatori numerici che finanziari, da cui poi discende anche l'eventuale giudizio sul proseguimento del servizio o meno da parte nostra. Quindi siamo valutati insomma da tutti, cioè dal livello nazionale, comunitario e anche regionale. Bene, allora intanto mentre segnalo alla regia magari di segnalarmi quando mancano 2 minuti alla fine del blocco per regolarmi, lei si occupa specificamente, no, di innovazione. Trova che ci sia abbastanza coraggio per quello che riguarda l'innovazione? Lei ha parlato di start-up, insomma, fortunatamente adesso prolificano anche gli incubatori, no, i cosiddetti incubatori di impresa. I giovani che spesso hanno poche opportunità cominciano a spostarsi abbastanza... insomma, in maniera consistente verso queste opportunità, perché in realtà l'accesso ai finanziamenti esiste, no? A livello locale, a livello comunitario, ci sono anche dei premi, le idee ci sono? Ma allora, da quello che posso vedere sì, nel senso che nonostante così viviamo un periodo di crisi che insomma speriamo finisca prima o poi, io quello che posso dire è che vedo grandissimo potenziale sia a livello, a livello chiaramente veneto nel mio caso, ma anche girando per l'Italia e l'Europa, anche a livello direi nazionale e sovranazionale. Il vero problema è riuscire a mettere a sistema e a sviluppare questo grande potenziale, quindi accanto a imprese di giovani o anche meno giovani, no? Perché per esempio mi è capitato anche un signore anziano che aveva un'idea fantastica sul riciclo dei rifiuti, quindi c'è anche la start-up, diciamo, la restart-up, insomma, o l'azienda che inizia anche
in età avanzata. C'è sicuramente grande fermento da parte di molte imprese giovani come idee, oltre che in maniera anagrafica. E questo, ecco, a volte può essere dettato sia dall'entusiasmo, insomma, per esperienze diverse che queste persone hanno fatto anche in altre regioni italiane o europee. A volte si fa anche di necessità virtù, nel senso che molto spesso a volte succede anche che trovando uno sbocco occupazionale ci si dà l'imprenditoria, ma io lo trovo un fatto positivo, insomma, nel senso che stimola, cioè l'educazione all'imprenditoria per esempio è un'altra delle nostre mission istituzionali che sono sottolineate anche in tutti i Voi fate anche, lavorate anche con i giovani, no? Con gli certo. universitari, ma anche con insomma, i ragazzi più giovani? Certo. Però 30 secondi per 30 dire secondi, sì, per esempio ecco, noi abbiamo Erasmus per giovani imprenditori, un programma che aiuta i giovani imprenditori a passare un periodo di tempo in un'altra azienda all'estero e imparare a diventare imprenditori. Bene, allora magari riparleremo di queste tematiche, intanto resistete. Certo. Grazie a Filippo Mazziaro, responsabile di Apre Veneto, grazie a voi per averci seguito, state lì perché parliamo, come non farlo, purtroppo di Mosi, naturalmente di Tangentopoli Venete, con Antonella Prigioni. A dopo, a tra poco.